Il Tour de Force in Serie A2 continua in questo mese di febbraio, davvero pieno di appuntamenti, e questa sera al Livatino c'è il derby di Puglia tra Bulldog Capurso e Defender Giovinazzo. Una buona sera da parte di Gianluca Valente. Bella atmosfera qui in terra barese per questo match tra biancorossi e biancoverdi, che mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi. Da una parte c'è la capolista Bulldog Capurso che punta a mantenere intatto il vantaggio sui più diretti inseguitori, vale a dire i 13 punti di vantaggio attuali, quelli che mantiene sull'Academy Pescara, che però ha una gara che deve recuperare, chiamiamola così, visto che ha già operato il turno di riposo, a differenza degli uomini di Chiaffarato. Dall'altra parte invece c'è un Defender Giovinazzo che aspira ancora a un posto in zona playoff. Le prestazioni permettono di sognare, i risultati per quel che riguarda il girone di ritorno sì. Peccato per quanto accaduto nel finale di sabato scorso contro la Polisportiva Futura, da 3-1 a 3-3 nel giro di pochissimi secondi. Ha sicuramente placato un po' gli entusiasmi della squadra di mister Bernardo, ma oggi gli stimoli si trovano da soli contro la capolista. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Capurso con Micoli, Nardacchione Garofalo, Dammacco, Perri Lamas, Mazzei, Primavera, D'Alessandro, Ugas, Nitti e Lisco. Risponde il Defender Giovinazzo con Di Capo, Amarolla, Piscitelli, Fanfulla, Difonso, Meuto, Pio Marolla, Palumbo, Greco, Teramo, Divanei, Lanotte. In panchina per il Bulldog Capurso c'è mister Francesco Chiaffarato. Dall'altra parte c'è Gigi Bernardo, alla seconda stagione sulla panchina biancoverde. A dirigere il match ci sono Vincenzo Buzzacchino della sezione di Taranto e Antonio Daddato della sezione di Barletta, mentre il crono è Carlo Alberto Tomasi della sezione di Taranto. Tutto pronto per cominciare. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i quintetti di questa partenza tra Capurso e Giovinazzo. Partiamo dagli ospiti con Di Capua, Divanei, Palumbo, poi c'è Meuto e Difonso. Risponde il Capurso con Micoli, Perri, Nitti, Dammacco e Lamas. Aspetta solo il fischio della coppia arbitrale per cominciare il match. C'è pronto già Meuto sul punto di battuta. E comincia Bulldog Capurso, Defender Giovinazzo. Capurso primo con 45 punti, Defender Giovinazzo ottavo a quota 23. Capurso reduce dalla vittoria per 2-1 in quel di Campobasso contro il Cus Molise. Giovinazzo che invece, come ricordato in fase di apertura di telecronaca, ha rimediato un 3-3 casalingo contro la Polisportiva Futura. Una vittoria mancata davvero per pochissimo. Capurso che in casa ha vinto tutte le partite giocate, le 8 di campionato più le 2 di Coppa. Un rullo compressore davanti ai propri tifosi, la squadra di Chiaffarato. Giovinazzo che invece lontano da casa ha vinto 3 volte, pareggiato 2, perso 3. Un ruolino niente male per la compagine del presidente Carlucci. L'ultima esterna vinta dai biancoverdi, anche loro a Campobasso. Attenzione alla bella iniziativa da parte di Dammacco, chiusa da Siro Di Capua. Poi Nitti ci prova, deviazione di Palumbo, palla in calcio d'angolo, comincia la pressione da parte del Bulldog Capurso, nelle caratteristiche proprio di questa squadra, soprattutto quando gioca in casa. Lamas tra le braccia di Capua che vede da farsi, poi prova a lanciare, cerca di sorprendere Micoli fuori dall'area di rigore. Attentissimo il portierone del Capurso.
prima stagione per lui, ma davvero prestazioni di altissimo livello, oserei dire da categoria superiore per Peppe Micoli, un valore in questa squadra. Divanei si arrabbia con Buzzacchino che va immediatamente a redarguirlo. Passato 1 minuto e 15 secondi dall'inizio del match, Micoli in avanti, cerca Nitti, chiuso da Di Fonso, poi Meuto pensa troppo a cosa fare e arriva su di lui Dammacco che gli sporca il possesso. Palumbo alla battuta, all'indietro per Divanei, ci ha battato il pallone, allontanato comunque, attenzione che arriva Lamas, Lamas attraversa e la palla non entra in rete. Era sulla linea il direttore di gara. Lamas, scarico per Perri, finta, poi il pallone per Dammacco, ancora Perri sul secondo palo, buona la chiusura di Divanei, ancora Capurso a gestire il possesso palla con Nitti all'indietro per Micoli, carica il destro, poi prova la battuta a rete, centra in pieno Meuto, palla fuori. Primo brivido in questa partita con l'iniziativa da parte di Lamas che ha bruciato l'avversario. Poi il pallone che si è stampato sulla traversa ma non ha oltrepassato la linea di porta, almeno così ha decretato D'Addato, che francamente era ben posizionato. Poi per quel che riguarda la nostra di posizione è impossibile avventurarsi in considerazioni. Lamas, Nitti protegge il pallone, fa girare palla il Capurso nella propria metà campo. Dammacco lo aspetta Palumbo, si autolancia Dammacco, riesce a superare l'avversario, poi la sterzata ancora Dammacco, torna su di lui Palumbo, palla in calcio d'angolo. Nitti alla battuta del corner da banda sinistra, zona d'attacco. Scucchiaiata verso Lamas che svirgola completamente il pallone. Perri anticipa Divanei, con l'esterno cerca in mezzo Dammacco, anticipato da Palumbo che sparacchia via il pericolo. Perri per Micoli, si produce la posizione da laterale di destra. Micoli, Nitti, Dammacco, sterzata, arriva ancora Palumbo ma tiene il possesso Dammacco. Una delle forze di questo Bulldog Capurso versione 2024-2025 è quello di aver saputo ampliare la rotazione inserendo giocatori che negli anni passati non avevano avuto il minutaggio che stanno avendo quest'anno. Vedisi Nitti e Dammacco su tutti. Tra l'altro nella gara d'andata vinta dal defender Giovinazzo 8-5 ci fu la tripletta di Dammacco, da quinto di movimento provò a riaprire una partita, tra l'altro quella d'andata dello scorso 12 di novembre. Attenzione, seguiamo questa azione d'attacco da parte del Giovinazzo. Che va a centrare in pieno la nostra telecamera. Meuto, puntata deviata da Perri, sarà calcio d'angolo. Dicevamo, quella dello scorso 12 novembre, gara d'andata, è in pratica l'ultima sconfitta del Bulldog Capurso. Lamas anticipa il neoentrato Piscitelli, è partito Lamas, attenzione con l'esterno per Perri, risponde presente Di Capua. Lamas, non è finita, tentativo deviato da Divanei, Perri preferisce ripartire con una messa laterale mettendo ordine alle giocate dei suoi. Ancora palla in mezzo, Piscitelli anticipa Lamas, arriva Perri ancora verso Lamas, pressione efficace da parte
del capitano del defender Giovinazzo. Pallone che termina in fallo laterale di Vanei per Piscitelli, apertura per Di Fonso. Giocatore capace di spaccare le partite in due quando è in giornata, capocannoniere dei giovinazzesi con 16 gol. Eccolo in possesso palla, prova a superare Nitti. Torna in maniera importante su di lui, finezza per Lamas, prova a ripartire, a distendersi il Capurso, non ci sono spazi e allora con calma Lamas serve il entrato Jacopo Ugas che si allunga il pallone, glielo sporca Di Fonso, possesso Capurso. Perri, palla a cercare in avanti Lamas, pallone che in qualche modo arriva dalle sue parti, mette ordine Piscitelli con il contributo di Divanei. Pressione di Ugas su Di Fonso. Meuto, Piscitelli, uscita pressing bella e efficace da parte dei biancoverdi. Divanei, impatto super positivo al momento del suo arrivo. Squadra che in pratica nel girone di ritorno ha conquistato 10 punti. Nello stesso periodo, nello stesso range di partite nel giro d'andata ne aveva conquistate appena 4 e qui c'è il tentativo di Lamas che sfiora il palo più lontano, termina fuori. Fuori Divanei, dentro Teramo, fuori Meuto, dentro Fanfulla, si tratta di Flavio Fanfulla con la maglia numero 9. Di Fonso per Piscitelli. Teramo, Piscitelli in avanti per Fanfulla che fa sportellate con Capitan Benny Garofalo. Sono cominciate le rotazioni anche in casa biancorossa. Di Fonso centralmente si scontra con Teramo, allora ne trae vantaggio il Capurso. Lamas da banda sinistra, palla in mezzo, determinante Piscitelli in anticipo su Ugas, ma è già contropiede defender Giovinazzo. Teramo, gioco di suola sulla pressione di Ugas. Fanfulla, bella grande giocata su Garofalo, poi arriva il raddoppio di Nitti, palla in calcio d'angolo, proteste da parte di Garofalo che riteneva il pallone uscito fuori dal rettangolo di gioco. Non è dello stesso avviso Buzzacchino. Corner già battuto, lo mette giù Piscitelli di controbalzo, rimpallato da Ugas, poi Teramo, si distende Micoli e prova a ripartire Lamas per i suoi, puntata e la palla termina fuori. Partita vivace, partita bella da vedere in questi primi 5 minuti e 37 secondi. Risultato sempre di 0-0 a Livatino. Mazzei dentro per il Bulldog Capurso. Micoli cerca e trova Lamas, posizione da pivot vecchio stampo, poi invece di scaricare il pallone prova la giocata personale. Fanfulla, bel diagonale, respinto con sicurezza da Micoli. Garofalo, Mazzei, ancora per il capitano. Bella la giocata di Lamas a servire Ugas, anticipando di un tempo l'avversario. Ugas, Garofalo, Lamas, c'è un po' di traffico in banda sinistra, prova la giocata Lamas, tiene in campo il pallone, bello il tunnel su Fanfulla, poi Ugas carica il tiro, stoppato sul nascere da terra, mette giù elegantemente bene Garofalo, prima di servire nuovamente bomber Lamas. 34 gol in stagione per lui. Fatto notizia il fatto che non abbia messo la sua firma sul tabellino sabato scorso. Doppietta di Perri nella vittoria in terra molisana. Scarico errato, il tacco non riesce a Lamas, prova a ripartire Fanfulla, ancora Fanfulla. L'opposizione di Mazzei efficace con il contributo anche di Micoli. Dentro Nardacchione, fuori proprio Nicolas Lamas. Mazzei, Nardacchione, stagione anche per lui sino ad ora davvero di altissimo livello.
come dimostrano i 14 gol messi a segno, ma anche le tante prestazioni più che positive. Dentro anche Nicola Primavera con la maglia numero 19, ha preso il posto di Ugas. Mazzei, Nardacchione tra le linee, pressione di Teramo, la palla arriva dalle parti di Primavera che tocca per la prima volta il pallone in questa partita. Mazzei vede il movimento di Nardacchione, viene stoppato subito da Pio Marolla. Non riesce il controllo volanti a Primavera, pallone trascinato in fallo laterale. Gioco già ripreso. Pio Marolla. Divanei. Teramo, pressione di Nardacchione su di lui, rischio su questa uscita pressing. Triangolazione buona come idea, non precisa nei giri del pallone. Si riparte da Dario Sebastian Nardacchione. Garofalo. Mazzei. Nardacchione chiede a Mazzei di andare in profondità, vediamo se riesce a tenere in campo il pallone. Ci riesce, ma la sfera termina dalle parti di stile di campo che ha già innescato Palumbo. Fa tutto da solo Palumbo, l'imbucata chiusa da Nardacchione, ma l'ultimo tocco è del 23 del Giovinazzo e quindi rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Mazzei per Micoli, ha spazio per scendere questa volta il portiere del Capurso, Nardacchione. Fallo di Pio Marolla ai danni del numero 7 biancorosso. Calcio di punizione in favore del Bulldog Capurso, mentre arrivano altri cambi per il defender Giovinazzo. Primo fallo della partita commesso quando siamo a 11 minuti e 20 dalla fine del primo tempo. Subito chiamato in causa Juan Perry, lo specialista dei calci di punizione, piuttosto decentrato, non ha neanche tanta possibilità di prendere rincorsa. Vediamo se calcia a rete oppure scarica il pallone per Nardacchione, che è lì posizionato al centro. Prova a servire non so chi in aria, visto che Mazzei era uscito dall'area di rigore, allontanato in maniera tranquilla la retroguardia giovinazzese. E adesso Perry tenta invano di servire Primavera. 3 gol in stagione per Nicola Primavera. Divanei. A proposito di gol subito efficace, non solo in fase di impostazione, il numero 84 del defender Giovinazzo, ma anche estremamente pratico, anche 5 gol per lui. Nardacchione. Perry alza la testa, poi serve più vicino Mazzei. Pressione altissima da parte degli uomini di mister Bernardo, efficace anche con Meuto che va in chiusura, ottimo su Mazzei. Palumbo. Divanei. Ancora palla in profondità, ottima l'uscita di Micoli. C'è da considerare anche un fattore che con il passare dei minuti potrebbe diventare determinante, quello che nelle ultime settimane il Capurso ha giocato sempre. Attenzione, Di Fonso in spaccata, Micoli vicinissimo al vantaggio il Giovinazzo. Divanei, ancora Micoli ci mette una pezza. 2 tentativi nel giro di pochissimi secondi. Divanei di controbalzo, questa volta centra in pieno Mazzei. Chiamato agli straordinari Peppe Micoli. Perry in anticipo su Di Fonso, chiuso da Palumbo. Mazzei per Nardacchione, lo aspetta Di Fonso, si allunga il pallone, poi una palla vagante, Perry anticipa Palumbo, ma quest'ultimo guadagna una rimessa laterale. Divanei
Subito in pressione il neo entrato D'Alessandro, maglia numero 20 nelle fila del Bulldog Capurso. Mentre a Livatino siamo entrati nella seconda parte del primo tempo. Di Fonso. Meuto. Ancora per Di Fonso. C'è spica sul pallone ma non perde il possesso. Ancora Meuto, chiuso da Nitti. Divanei. Palumbo. Si allunga il pallone, lo perde in favore di Nitti. D'Alessandro tra due avversari, perde a sua volta il possesso. Palumbo prova a superare Nardacchione, ci riesce Palumbo e c'è la chiusura di Perry. D'Alessandro si lamenta per una presunta trattenuta di maglia, mostra anche il gesto a Buzzacchino che lascia proseguire. Divanei. Meuto. Chiuso da Perry, palla in calcio d'angolo. Pronti a tornare in campo da Macco e Lamas, ma c'è da chiudere questo corner battuto male da Palumbo che Divanei non riesce a tenere nel rettangolo di gioco, e da calcio d'angolo Giovinazzo si passa a un fallo laterale nella tre quarti campo biancoverde. Tentativo di prima intenzione da parte di Nitti, pallone che non termina di molto fuori. Di Fonso. Meuto per Palumbo. Divanei. Meuto. Scarico per Di Fonso, anticipato da Nitti. Poi D'Alessandro apre per Nardacchione. Piroetta che mette fuori causa Meuto. Ancora Nardacchione. La palla va fuori. Fuori Nardacchione, dentro Lamas. Divanei. Di Fonso. Sale palla al piede. Non riesce ad approfittare della scivolata di D'Alessandro. Nitti. D'Alessandro. Chiuso da Divanei, ma è favorito dal rimpallo della sfera che termina sugli stinchi di Di Fonso. Lamas lo aspetta Meuto. Una sfida tra i due giocatori che si è già verificata più di una volta in questo primo tempo. Micoli esce su Palumbo, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Torna in campo Dammacco in luogo di D'Alessandro. Eccolo subito servito Dammacco, diagonale chiuso da Divanei, calcio d'angolo per i padroni di casa. (12 minuti 14 secondi sul cronometro), sempre 0-0 tra Bulldog Capurso e Defender Giovinazzo in questo 17° turno di campionato di Serie A2 Elite Girone B. Lamas anticipato da Palumbo proprio nel momento in cui stava per impattare il pallone. Nitti pronto a riprendere il gioco. Perry dalla distanza, pallone altissimo, nessun problema per Stino Di Capua. Fuori Divanei, dentro Piscitelli. Inevitabilmente cambiano le caratteristiche della squadra di Bernardo quando Divanei va a riposare. Di Fonso, Palumbo chiuso, pressato da Dammacco che chiede il calcio d'angolo. Arbitri che fanno riprendere con una rimessa da fondo campo già operata da Di Capua. Di Fonso, Palumbo, Piscitelli. Squadra schiacciata e allora deve nuovamente andare in orizzontale Piscitelli. Palumbo però era già partito. E quindi alla fine possesso regalato al Bulldog Capurso. Perry. Sbaglia il controllo, perde il pallone ma poi il contrasto lo vince Di Fonso. Apertura per Palumbo. Sterzata. Arriva il raddoppio di Dammacco dopo la pressione di Nitti. Fallo laterale in favore degli ospiti.
Piscitelli, pallone stoppato proprio lì nella zona della panchina del Bulldog Capurso. Piscitelli per Di Fonso, pallone che non è arrivato bene a destinazione. Attenzione Lamas che serve Dammacco. Vito Dammacco mostra la sua maglia numero 10, quella che permette al Bulldog Capurso di sbloccare il risultato 1-0. Tredicesimo minuto di gioco, arriva la settima rete stagionale da parte di Vito Dammacco, che beffa con un rasoterra stilo di Capua, e quindi Capurso avanti 1-0. Micoli di testa, anticipa Fanfulla, pallone recuperato da Dammacco che alleggerisce verso Juan Perry. Lamas, Dammacco, Lamas, Dammacco. Tra le linee c'è Nitti che prova in automatico a servire Lamas, pallone irraggiungibile ma che Fanfulla regala praticamente agli avversari, convinto di essere pressato. Rimessa laterale per i biancorossi di casa. Teramo, Di Fonso, attenzione, c'è un problema al costato per Piscitelli. Ancora Teramo, arriva poi Dammacco a mettere il pallone in calcio d'angolo. Piscitelli se la prende con Dammacco, probabilmente è un colpo ricevuto dal capitano del Giovinazzo qualche istante fa. Contropiede di Lamas chiuso in maniera spettacolare da Di Fonso, e poi il pallone destinato a Teramo non viene controllato dal 71 biancoverde. Dammacco su Fanfulla, ma il pallone viene recuperato da Santiago Teramo. Piscitelli per Di Fonso. Si scaldano gli animi nel derby di Puglia. Di Fonso liscia su Nitti. Di Fonso, gran giocata, ancora Di Fonso, tocco morbido in due tempi. Micoli. Fuori Dammacco, dentro Ugas che parte subito e viene servito. Serie di finte, lascia sul posto Piscitelli, si allunga il pallone. Uscita di Capua, tutto regolare, sorrisi e abbracci, e alla fine calcio d'angolo per il Capurso. Perry si coordina e Di Fonso è determinante, a Di Capua battuto. Una palla vagante dopo il corner battuto da Lamas, c'è stato un tocco di testa. Nuovo calcio d'angolo, questa volta da banda destra, zona d'attacco per il Bulldog. Sempre Lamas alla battuta. Movimento di Ugas, palla in mezzo, anticipato da Piscitelli. Nitti si coordina, ancora Ugas costretto ad allungarsi per tenere in vita questo pallone. Lamas si gira, ci sono gli stinchi di Di Fonso ad opporsi. Perry si coordina, deve superare due avversari, rimpallo favorisce Teramo, contropiede Giovinazzo, ancora Teramo, vede il da farsi, apertura per Di Fonso su secondo palo, palla tra Fanfulla e Teramo, occasione sprecata per il defender. 5 minuti ancora da giocare in questo primo tempo, per il momento decide la rete di Vito Dammacco, arrivata al minuto numero 13. Ugas prova a passare tra due avversari, rimpallo non lo favorisce, ma con grande veemenza torna sul pallone, trattenuta di maglia è evidente con il fallo di Teramo ai danni di Ugas, calcio di punizione in favore del Capurso. Fallo numero 2 commesso dal Giovinazzo in questo primo tempo. Partita correttissima, bisogna dire, sino ad ora. 2 sono i falli commessi in totale, visto che
il conto delle infrazioni è ancora immacolato per il Capurso. Attenzione però adesso a Perry, ha la visuale perfetta per poter calciare a rete. Parte Perry, apertura per Nitti, palla deviata da terra, colpo di reni di Di Capua. Questo è un intervento importante da parte di Stino Di Capua. La palla che beffardamente stava per superarlo l'ha letteralmente smanacciato via. Lamas in avanti verso Nitti. Il 33 da terra perde palla in favore di Pio Marolla. Arriva poi Perry che sradica il pallone nei piedi dell'avversario e si becca anche gli applausi del pubblico del Livatino. Lamas, finta su Teramo con l'esterno, cerca e trova Ugas che poi si allunga il pallone. L'ultimo tocco è del numero 21 del Capurso, rimessa laterale in favore dei biancoverdi. Fuori Fanfulla, dentro Meuto, Divanei, Teramo, Marolla, ancora pallone verso Divanei, in mezzo per Pio Marolla, controlla male il pallone su di lui, Nitti allontana ma non recupera il possesso che invece è tra i piedi di Divanei. Meuto, Marolla, prova a superare Lamas, fallo commesso dal numero 12, calcio di punizione in favore del defender Giovinazzo. A 3:49 dall'intervallo arriva il primo fallo della partita commesso dal Bulldog Capurso e c'è il time out chiamato da mister Bernardo. Si torna in campo, tutto pronto per riprendere con il calcio di punizione assegnato in favore del Giovinazzo. Ci sono Piscitelli e Meuto. Parte il 14 che centra in pieno Nitti, unico posto in barriera. Meuto, pressione di Nardacchione su di lui come di Lamas su Divanei. Piscitelli, una delle poche volte in cui vediamo, attenzione, il tentativo, l'improvviso di Di Fonso, chiuso in calcio d'angolo da Micoli. Dicevo, per la prima volta, credo una delle pochissime volte, Piscitelli e Divanei in campo insieme in questo primo tempo. Ancora Divanei, poi Piscitelli, doppia chiusura da parte di Juan Perry. Rimessa laterale in favore del Giovinazzo, già eseguita da Divanei. Piscitelli sulla destra per Di Fonso, chiusura di Nitti. Si scalda Benny Garofalo, pronto a tornare in campo in questo finale di prima frazione di gioco. Divanei, Piscitelli, Meuto. Ancora Divanei con il Capurso che aspetta quasi sulla linea di centrocampo per cominciare la pressione sul portatore di palla avversario in questa fase del match. Recupera il pallone Perry che poi ha il possesso scaricato da
Lamas, tentativo in diagonale, chiuso in calcio d'angolo da Di Capua. Nitti alla battuta. Lamas di prima intenzione, l'imbucata chiusa, ancora Lamas, Nardacchione all'indietro per il connazionale Perry, doppia deviazione, l'ultimo tocco è di Lamas, rimessa laterale in favore del defender. Divanei, sterzata su Nardacchione, altra sterzata dell'84, poi rischia sulla pressione dell'argentino. Attenzione, Divanei e Nardacchione vengono a contatto, ammonizione per Divanei, panchina del Capurso che chiede il rosso di Divanei per il fallo di reazione. Il giallo se lo prende l'84. Prima munizione della partita che fino ad ora francamente era stata corretta, mentre adesso è Piscitelli a parlare con Nardacchione. Un po' di nervosismo per l'argentino. Infrazione numero 3, c'è il vice di Chiaffarato che parla con il crono e dice fallo di reazione è sempre rosso. Perry intanto è pronto per battere il calcio di punizione. Parte l'argentino e c'è la risposta di Di Capua. Lamas alla battuta del corner. Perry. Nardacchione. Nitti. Chiede palla in profondità Nardacchione, ma si va dalle parti di Perry. Adesso verso Nardacchione, chiuso da Di Fonso. Fallo di Nardacchione su Di Fonso. Piscitelli chiede il giallo. Sorride Nardacchione. Secondo fallo Capurso. A 2 minuti e 24 secondi dalla fine del primo tempo si scaldano gli animi ufficialmente al Livatino. Piscitelli. Battuto nuovamente il calcio di punizione da parte del defender Giovinazzo. Altro errore in orizzontale da parte di Piscitelli, che si arrabbia, non so se con se stesso o con i compagni. Stesso errore capitato con Palumbo qualche minuto fa. Si aspettava il giocatore sulla linea in orizzontale, invece il compagno è partito. Nitti alleggerisce, anzi fa velo. È un pallone troppo corto e Micoli ci mette una pezza sparacchiando via un pericolo rappresentato da Meuto che stava per avventarsi sul pallone. Divanei ancora tra le braccia di Peppe Micoli. Lancio verso Lamas che termina direttamente in fallo laterale. Fuori Piscitelli, dentro Flavio Fanfulla, mentre Di Fonso riorganizza una nuova azione per il defender Giovinazzo. Divanei, Di Fonso, Meuto, mentre Fanfulla e Garofalo simulano una lotta greco-romana a palla lontana. Lamas cerca in profondità Nardacchione, il pallone è uscito, rimessa a Giovinazzo. Di Fonso, Divanei, toccato
un'infinità di palloni il numero 84 del Giovinazzo. Garofalo in avanti per Lamas, ottimo lo stop, problema di girarsi adesso. Nardacchione ancora per Lamas, Nardacchione, bella la girata e poi il pallone non è potente, viene deviato, respinto da Di Capua. Ancora Nitti recupera su Di Fonso, Lamas, Nitti, stezzata, palla in mezzo, ancora Meuto, determinante in chiusura. Lamas, pallone che arriva dalle parti di Nardacchione, in qualche modo Di Capua vicino al raddoppio. Nardacchione, 54 secondi ancora da giocare. Lamas, Nitti anticipato da Meuto, prova a ripartire ma sbaglia tutto. Nardacchione supera Di Fonso anche con il favore di un rimpallo. Rimessa Bulldog Capurso. Pallone un paio di metri avanti rispetto alla posizione di Lamas, che però avrebbe preferito ricevere la sfera sui piedi. Rimessa Giovinazzo già battuta, torna per il luogo di Nitti in questi ultimi 33 secondi che ci separano dall'intervallo. Di Fonso, lo scontro ancora a palla lontana tra Nardacchione e Di Fonso. Meuto in avanti per Divanei che anticipa l'avversario, poi la sterzata viene chiusa da Nardacchione in fallo di fondo campo. Lamas, Garofalo, scontro tra Lamas e Fanfulla, l'arbitro dice di proseguire. Nardacchione in profondità, troppo in profondità, altri 6 secondi e poi si andrà negli spogliatoi. Questo primo tempo che vede il Capurso avanti 1-0, rete di Dammacco al 13° minuto. È tutto dal Livatino, a risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
Nuovamente collegati con il Livatino di Capurso per seguire insieme il secondo tempo tra Bulldog Capurso e Defender Giovinazzo. Vediamo gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone B, turno infrasettimanale di questo mese di febbraio fittissimo di appuntamenti. Si riparte dall'1-0 in favore dei biancorossi, maturato grazie al gol messo a segno da Vito Dammacco al minuto numero 13. Settima rete stagionale per lui, probabilmente la migliore di sempre per quel che riguarda non solo i numeri ma anche le prestazioni. E c'è adesso un secondo tempo tutto da gustare, visto anche il finale di prima frazione dove le scintille non sono mancate, anche perché i punti in palio sono davvero importanti. Dicevamo in apertura di telecronaca, Bulldog che in testa alla classifica con 45 punti, Giovinazzo invece è nella pancia della graduatoria con 23 punti. La necessità di muovere la classifica, quello che ha sempre fatto il Giovinazzo in questo girone di ritorno. Mentre Capurso vuole anche probabilmente vendicare la sconfitta della gara d'andata, dove al Palapanzini fu il Giovinazzo a imporsi 8-5. La gara del 12 novembre che coincide con l'ultima sconfitta del Bulldog Capurso proprio contro gli uomini di mister Bernardo. Diamo uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali di questo secondo tempo. Micoli, Perri, Nitti, Nardacchione e Lamas per il Bulldog Capurso. Di capo a Divanei, Palumbo, Difonso e Meuto per il Defender Giovinazzo. Capurso che ha il miglior attacco con 82 gol messi a segno, 83 con quello di Dammacco. Difesa è la seconda con 40 reti subite. Poco peggio ha fatto il Giovinazzo per quel che riguarda le reti subite. Siamo lì a 45 gol, quinta difesa del girone, mentre la Pecca in zona d'attacco con appena 52 reti messe a segno, che ne fanno il nono attacco alla vigilia di questa giornata di campionato. Nardacchione recupera un pallone vagante, chiuso da Palumbo, la finezza poi fine a se stessa di Nardacchione, che si scontra anche con Palumbo. Nardacchione che è stato protagonista anche di uno scontro con Divanei nel finale di primo tempo, che è costato anche il cartellino giallo, l'unico della partita, il numero 84 biancoverde, che adesso scarica il pallone verso Meuto, cerca nuovamente Divanei, pallone troppo profondo, non ci può arrivare Divanei, l'arbitro ferma il gioco, fa parlare sia con Palumbo che con Nardacchione. Si tratta del signor Daldato di Barletta, che con Buzzacchino di Taranto sta dirigendo il match. Il crono invece è Tomasi di Taranto. Lamas per Dammacco, chiuso da due avversari, perde palla in favore di Meuto. Difonso, ancora Meuto, versione da ultimo. Palumbo, triangolazione che non va a buon fine, l'intercetto di Lamas. Difonso, c'è spazio adesso, Meuto ancora per Difonso e c'è la rete proprio sotto il tifo biancoverde. Difonso esulta per l'1-1, Defender Giovinazzo. Due minuti 11 secondi sul cronometro, arriva il pari dei biancoverdi con la rete numero 17 in stagione da parte di Difonso. Classe 2001, ha beffato sul primo palo Micoli e quindi tutto in parità al Livatino tra Bulldog Capurso e Defender Giovinazzo.
un rimpallo ha deciso questa rete, visto che Divanei è stato bravissimo. Attenzione, c'è Divanei per terra, Lamas calcia, traversa, palla fuori e ci sono le proteste da parte della panchina del Giovinazzo, con Lamas che ha calciato a rete con Divanei poco distante. Rimane ancora Doloranti a terra, il numero 84 del defender Giovinazzo. Panchina del defender Giovinazzo che ovviamente ha preso di mira Lamas. Cartellino giallo per Piscitelli. Giallo per proteste nei confronti di Piscitelli, credo anche per essere entrato in campo pur essendo un elemento della panchina. Fatto sta che andiamo a segnare anche Piscitelli tra i cattivi di giornata. Rimane in campo Divanei e si riprende da una rimessa laterale dopo la traversa presa da Lamas, la seconda personale di questa partita, la prima che ci ha lasciato il beneficio del dubbio sulla possibile gol non gol, palla che ha sbattuto sulla traversa e poi linea non linea, ovviamente non abbiamo l'ausilio del replay. Fatto sta che il gol non è stato assegnato. Attenzione che riparte Palumbo, 3 contro 2, Meuto, ancora Meuto, Palumbo, palla in mezzo per Di Fonzo e la ribalta il defender Giovinazzo con Bernardo Di Fonzo. Giovinazzo avanti 2-1 al Livatino. Tre minuti, un secondo sul cronometro. Partenza sprint in questa ripresa da parte del defender Giovinazzo che ribalta il parziale. Siamo sul 2-1 in favore dei biancoverdi. Doppietta di Bernardo Di Fonzo che sale quindi a quota 18 gol in stagione. E adesso l'inerzia della partita porterà a porta o costringerà, mettetela voi in qualsiasi maniera, il Capurso a dover alzare i giri del motore e cercare di ribaltare il passivo di un gol. Micoli lancia in avanti in terra di nessuno, Divanei, Meuto, Capurso che sembra essersi innervosito dopo l'1-2 di Fonzo, praticamente giunto nell'arco di 50 secondi esatti. Vediamo adesso come reagisce la capolista. Ugas, Perri, Nardacchione, l'aspetta Di Fonzo centralmente per Ugas, chiuso da Meuto che carica i suoi dopo questo intercetto. Nardacchione prova la giocata su Di Fonzo che non ci casca. Pressione di Meuto, è fallo piuttosto evidente di Meuto su Nardacchione. Cartellino giallo anche per Meuto. Terzo ammonito nelle fila del defender Giovinazzo dopo Piscitelli e Divanei. Primo fallo segnato in questa ripresa. Lamas all'indietro per Ugas. Nardacchione anticipato da Di Fonzo, ancora Di Fonzo, prova il tocco, ma c'è Nardacchione ad evitare la terza rete. Perri, sterzata, Lamas chiuso da tre avversari, ancora per Perri, palla in mezzo e in qualche modo Jacopo Ugas fa 2-2 facendo esplodere il Livatino.
4 minuti e 33 secondi sul cronometro. Arriva la rete di Ugas, credo con il petto, seconda rete stagionale per Ugas. Volto nuovo del mercato del Capurs. Attenzione, Palumbo su Perry, ammonizione anche per Palumbo. Fioccano i cartellini, si scaldano gli animi. Hanno il loro bel da fare i direttori di gara per calmare gli animi delle due panchine. Secondo fallo, defender Giovinazzo. Gioco che viene fermato perché c'è l'intervento della forza pubblica che va a parlare con Micoli. Probabilmente ci sarà stato qualche problemino tra Micoli e la zona dove ci sono i dirigenti del defender Giovinazzo, proprio alle spalle della porta del portiere biancorosso. Gioco che adesso riprende. Perry in avanti verso Lamas, pallone impossibile da gestire da parte del bomber in maglia numero 12. Difonso per Divanei. Scambio tra i due. Teramo recupera il pallone, Nardacchione, poi Teramo spinge letteralmente Nardacchione nella panchina del Giovinazzo. Attenzione che è partito anche Chiaffarato per difendere il suo giocatore. Adesso stanno perdendo un po' le staffe da una parte e dall'altra, bisognerebbe mettere un po' di ordine. Perry, Lamas, Perry non arriva sul pallone, è troppo in ritardo, poi Ugas preferisce evitare di controllare il pallone in profondità. Micoli, altro errore. Nel frattempo andiamo a segnare sul nostro taccuino sicuramente l'ammonizione di Chiaffarato, credo anche di Manghisi, che sono usciti dalla loro area di competenza per andare nell'area di competenza di Bernardo. È un derby a tutti gli effetti, comprese anche le scaramucce. Nardacchione. Rischia Perry su Fanfulla, perde palla, attenzione all'intervento di Micoli, rosso per Micoli, espulsione per il portiere del Bulldog Capurso.
Espulsione per Micoli e Lisco è già in campo. C'è da capire se oltre al cartellino rosso è calcio di rigore o calcio di punizione. Noi non l'abbiamo ancora capito. Meuto è sul dischetto. Micoli continua a parlare, ma ormai la decisione è stata presa. Calcio di rigore per il defender Giovinazzo. Meuto sul punto di battuta. Ammonizione anche per Nardacchione. Ammonizione anche per Nardacchione. Ammonizione per Nardacchione. E Meuto è pronto a battere il rigore contro il neo entrato Lisco. Parte Meuto e la palla viene respinta. Attenzione, non è finita. Meuto la mette dentro. L'imbucata di Piscitelli e Meuto fa gol. Nuovo vantaggio, defender Giovinazzo, 3-2. Cinque minuti 52 secondi. Meuto fa gol dopo aver fallito il calcio di rigore. 10ª rete stagionale per lui. Nuovo vantaggio defender Giovinazzo. Partita incredibile al Livatino. E Capurso che torna in parità numerica dopo l'espulsione di Micoli, giunta proprio in occasione del rigore calciato da Meuto, parato da Lisco, ma poi nel susseguirsi dell'azione l'imbucata proprio verso Meuto, ha girato al volo il pallone in rete e quindi rimette la freccia la compagine biancoverde. Teramo in profondità per Fanfulla, non ci può arrivare su questo pallone. Nardacchione in avanti verso Lamas, protegge il pallone, prova a girarsi, c'è Piscitelli su di lui, ancora scarico per Nitti. Nardacchione, Teramo anticipa Nitti. Poi l'ultimo tocco è di un giocatore del Bulldog Capurso, rimessa da fondocampo per il defender Giovinazzo. Di Capua per Santiago Teramo. Di Fonso, Teramo, uscita pressing ottima del Giovinazzo. Ancora Teramo, tentenna troppo sul da farsi. Piscitelli, Teramo, apertura per Di Fonso, capisce tutto Lamas, è un 3 contro 2. Ancora Lamas, poi Nardacchione! Rasoterra micidiale di Dario Sebastian Nardacchione ed è nuova parità, 3-3. Sei minuti 47 secondi. Arriva la rete di Nardacchione. Gol numero 15 in stagione per lui. Nuovo pari al Livatino. Partita bellissima. Bellissima qui a Capurso. Perri per Nardacchione.
cerca in profondità Lamas, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Chiede il pallone Teramo, probabilmente sta ritornando in campo, così è. Piscitelli cerca in avanti Di Fonso, chiuso da Perry in fallo laterale. Si avvicina Piscitelli, ma la battuta ci va Bernardo Di Fonso. Apertura per Santiago Teramo. Perry anticipa l'avversario, poi prova a servire Lamas, che era tutto solo, lasciato colpevolmente dalla difesa del Giovinazzo. È andata di lusso agli uomini di mister Gigi Bernardo. Di Fonso, Fanfulla, arriva la chiusura di Perry, attenzione, si agganciano e ne parte una nuova discussione tra Nardacchione e Fanfulla. Proteste da parte della panchina del Capurso, proteste da parte della panchina del Giovinazzo. Divanei! Lisco toglie il pallone dall'incrocio dei pali. Piscitelli alla battuta del calcio d'angolo per il Giovinazzo. Arriva Divanei, pallone alto. Ugas. Perry. Lamas, chiuso da Di Fonso, ma non è fortunato il 10 del Giovinazzo. L'ultimo tocco è il suo. Lamas per Ugas, palla che rimbalza dalle parti di Di Fonso, sistema il possesso. Divanei in avanti per Fanfulla, pallone toccato con il braccio, chiede il giallo la panchina del Capurso. Calcio di punizione per il Bulldog, fallo numero 3 commesso dal defender Giovinazzo. Lamas, palla diretta a Nitti, ma c'è Di Fonso che capisce tutto, poi guadagna anche una rimessa laterale. Divanei scambia con Di Fonso, si propone Piscitelli che riceve palla, c'è Lamas a porsi come ostacolo. Divanei, Piscitelli, Di Fonso, ancora Divanei, lungo possesso palla da parte del Giovinazzo che però non guadagna metri. Di Fonso, Divanei, con calma la squadra di Bernardo, mentre Fanfulla e Perry si abbracciano in maniera vistosa. Perry anticipa Fanfulla, tutto regolare. Nitti, attenzione, scontro tra Fanfulla e Perry, anzi tra Di Fonso e Perry. Espulsione per Bernardo Di Fonso, rosso diretto per il numero 10 del Giovinazzo. Una espulsione pesante non solo perché lascia il Giovinazzo in inferiorità numerica, ma anche perché Di Fonso è un elemento imprescindibile nelle dinamiche della squadra biancoverde nella gara di oggi, ma anche in prospettiva, perché sabato al Palapanzini arriva la Lazio e ci sono punti importantissimi in palio. Lo stesso vale per Micoli, che lascerà fuori, che verrà lasciato fuori per decisione del giudice sportivo nella partita che si giocherà venerdì sera in casa della Polisportiva Futura. Ma adesso è momento di pensare al presente. Superiorità numerica del Capurso che proverà a riportarsi in vantaggio. Nitti, Nardacchione, il tiro e la palla deviata in calcio d'angolo da Di Capua. Passati 13 secondi di superiorità numerica, c'è ancora tanto da soffrire per il Giovinazzo. Lamas, Nardacchione, Lamas, Perry, Nitti,
tra le linee per Lamas che sbaglia il controllo, palla in fallo laterale. Allontana il pericolo di Vanei, Lisco per Lamas. Nitti. Perry ancora per Nitti. Non cambiano le posizioni. Perry carica il destro, poi Lamas, palla in mezzo di Nitti e poi Piscitelli, attenzione, attenzione. Ammonizione per Nitti. Colpo al capo di Piscitelli. Cartellino giallo per il 33 del Capurso. Cinque ammonizioni, anzi 6 ammonizioni e 2 espulsioni. Una partita che nel primo tempo era stata quasi il manifesto del fair play e che la ripresa totalmente cambiato tutto. Nardacchione, Lamas, Perry, Nitti, mentre il primo minuto di superiorità numerica è già andato via. Lamas, Perry, Lamas, pallone recuperato da Di Capua che lancia, alleggerisce in avanti verso Meuto, non riesce a tenere in campo il pallone. Possesso per il Capurso. Perry, Nitti in 2 tempi di Capua. Piscitelli alza il pallone di testa, Nitti all'indietro, dialoga con Perry. Ancora l'intercetto di Meuto. Perry carica il destro, palla fuori. Perry, Nardacchione e Palumbo entra in campo. Inferiorità numerica superata a pieni voti da parte del defender Giovinazzo. Situazioni di grave difficoltà per Di Capua erano segnate. Rimpallo che favorisce proprio Palumbo, arriva Lisco a mettere il pallone fuori dal rettangolo di gioco. 8:57 ancora da giocare. Piscitelli fuori, Pio Marolla dentro. Non ha creato danni al risultato l'espulsione di Fonso. Sicuramente cambia il potenziale offensivo della squadra di mister Bernardo con l'espulsione diretta ricevuta da Bernardo Di Fonso. Nitti. Nardacchione in scivolata recupera il pallone che sembrava destinato al fallo laterale. Adesso però lo scarico verso Nitti, termina in fallo laterale. Chiede concentrazione Nardacchione al suo compagno. Divanei, Pio Marolla. Ancora per Divanei. Palla in profondità, ma Meuto era rimasto sulla linea di centrocampo. Ricordiamo che entrambe le formazioni hanno ancora a disposizione la possibilità di chiamare il time out. Nardacchione anticipa Divanei e l'ultimo tocco è il suo. Giustamente il direttore di gara segna la rimessa laterale in favore del defender Giovinazzo. Marolla per Palumbo. Rischia questa azione in diagonale. Divanei apre per Pio Marolla che apre troppo la lettone e la palla termina fuori.
Errore di Lisco, rimedia Nardacchione che poi perde palla in favore di Meuto. Intervento in scivolata da parte di Garofalo, palla in fallo laterale. Si sgola Chiaffarato per dare indicazioni ai suoi. Bernardo si fa sentire proprio adesso nella ripartenza del Capurso. Girata al volo di Lamas, c'è la respinta di Stiro di Capua. Ugas, Nardacchione, sbaglia il controllo, vince il contrasto, poi arriva Meuto, la palla va dalle parti di Lamas, ancora Nardacchione, anticipato da Palumbo, Meuto, chiuso da Garofalo, cartellino giallo per il capitano del Bulldog Capurso. Terzo fallo, anzi secondo fallo commesso dal Bulldog Capurso. Per terra Meuto, va a sincerarsi delle sue condizioni Benny Garofalo, che dal punto di vista della sportività è sicuramente uno dei punti di riferimento in questa disciplina. Poi ovviamente nel contrasto ci può stare anche di commettere fallo. Andiamo ad aggiornare il computo delle ammonizioni: 7 ammonizioni, 2 espulsioni, 8 ammonizioni se consideriamo anche Chiaffarato. Davvero un tabellino pieno zeppo, grande affare per la terna arbitrale. E mancano ancora la bellezza di 7 minuti e mezzo da giocare, da godere per chi ci sta seguendo in diretta in questo martedì sera, il turno infrasettimanale di Serie A2 Elite Girone B. Palumbo per Fanfulla, grande la giocata, poi si allunga il pallone. Nitti per Ugas. Si agganciano Pio Marolle e Ugas, tutto regolare. Il pallone filtrante di Lamas si ferma tra le gambe dei giovinazzesi. Nitti. Lamas sbaglia il controllo, possesso defender Giovinazzo. Fanfulla non riesce a controllare il pallone, ha voluto girare direttamente verso la porta. Lisco per Ugas. Serie di finte su Marolla. È partito Ugas, palla che poi termina alta sopra la traversa. Recupera il pallone Stiro di Capua. Divanei, Palumbo. Ancora per Divanei. Scucchiaie in avanti verso Fanfulla, che però si era decentrato. Ugas per il Capurso, prova a ripartire, all'indietro per Benny Garofalo. Nitti alleggerisce sulla destra, ma non ci sono compagni. Divanei, Pio Marolla, ancora per Divanei. Per la palla in avanti per Fanfulla, di prima intenzione, ma c'è la deviazione di Lisco in calcio d'angolo. Palumbo alla battuta.
Pallone diretto a Divanei, stoppa di petto, finta su Ugas che gli scippa il pallone, prova a partire Ugas tra due avversari, ancora Ugas, finta su Divanei, palla in mezzo, troppo arretrata rispetto all'opposizione di Lamas. Palumbo, Nitti in pressione sul 23, Divanei in avanti verso Fanfulla che fa sportellate con Garofalo. L'uscita di Lisco mette tutti a tacere. Nitti riceve palla da Lamas che poi la chiede in profondità, ma si va dalle parti di Ugas che supera Marolla, ma poi si trascina il pallone in fallo laterale. Fuori Garofalo, dentro Juan Perry. Pronto a tornare in campo Capitan Piscitelli per il defender Giovinazzo. Altro lancio non gestibile per Fanfulla, autore di un'ottima gara sino ad ora. Il giovane talento in maglia numero 9 a disposizione del defender Giovinazzo. Lamas per Nitti, palla smorzata da Palumbo, recuperata da Divanei, poi il pallone allontanato in zona Perry, pronto a battere la rimessa. Ugas parte, si scontra con Palumbo, vediamo cosa decidono gli arbitri. Rimessa da fondocampo in favore del defender Giovinazzo. Meuto, Piscitelli, chiusura di Nitti. Cinque minuti e un secondo ancora da giocare. Siamo sul 3-3 a Livatino. Questo derby notturno tra Bulldog Capurso e defender Giovinazzo. Perry. Lamas, pressione di Meuto. Rischia Lamas, rimpallo favorisce il Capurso. Lamas, Ugas, Nitti sbaglia un controllo semplice e la palla termina in fallo laterale. Piscitelli per il Giovinazzo, Meuto prova a superare Ugas che lo ferma e recupera palla e riparte. Ancora Jacopo Ugas, la puntata termina alta. Se un po' a poca lucidità o forse la voglia di strafare, fatto sta che il pallone non crea problemi a Stino di Capua. Teramo, Piscitelli cerca Palumbo, anticipato in maniera determinante da Perry. Palumbo era tutto solo. Piscitelli, Teramo, Meuto, ancora per Piscitelli, apre verso Palumbo. Meuto sale il baricentro del Capurso con l'esterno, bella palla per Piscitelli. Anzi, si tratta di Palumbo che perde il pallone, scippato da Nardacchione che innesca Ugas. Bravissimo Palumbo, ma il pallone non è uscito. L'ultimo tocco è di Ugas. La fase difensiva di Palumbo in questa azione è stata pressoché perfetta. 3 minuti 41 secondi ancora da giocare. Piscitelli con la punta, serve Lisco. Ugas con l'esterno per Nardacchione. Prova a superare Palumbo, pallone sborsato, recuperato da Piscitelli che poi, onde evitare pericoli, scaraventa il pallone in fallo laterale. Perry per Lamas, il pallone si ferma in aria, Piscitelli lo allontana. Ugas, palla in mezzo, deviazione
Sarà corner per i padroni di casa. Divanei guarda il cronometro, 3:16 ancora da giocare. È il momento del suo ritorno in campo. Perry carica il destro, pallone alto e c'è il time out chiamato da mister Gigi Bernardo. Gioco che riprende dopo il time out chiamato da mister Gigi Bernardo, tecnico del defender Giovinazzo. Pallone che danza nella zona centrale del campo, Nardacchione e Piscitelli vengono a contatto. 3 minuti da giocare, così come 3 è il numero che caratterizza il parziale, 3-3. Nardacchione cerca sul secondo palo, Nitti aveva anche, a mio parere, la possibilità di calciare a rete. Lamas alla battuta della rimessa, palla deviata da Meuto, fallo laterale, c'è un problema per il numero 14 del Giovinazzo. Si riprende Perry, Lamas, diagonale chiuso da Meuto. Perry, Nardacchione, sbaglia il controllo, poi riesce comunque a servire da Macco. Nardacchione si aggancia con Teramo, rimane dolorante a terra il numero 7 del Bulldog Capurso. Il possesso è in favore del Bulldog. Nardacchione, mentre Dammacco e Piscitelli vengono a contatto più volte. Eccoli adesso anche con il pallone. Si gira Dammacco, spinto, tutto regolare, di capo innesca Teramo, sombrero a Perry. Divanei prova a scaricare il pallone per Meuto, ma c'è Lamas lì. Nardacchione, Perry, momento decisivo della partita. Dammacco, serie di finte su Divanei, poi perde l'attimo giusto per calciare il pallone. Rimessa laterale in favore del defender Giovinazzo. Fuori Teramo, dentro Pio Marolla. Eccolo in possesso palla, buona l'uscita pressing da parte del defender Divanei, disarcionato da Perry. È partito Perry, apertura per Lamas, Lamas, determinante Divanei. Ha esultato come se avesse fatto gol. Pallone che colpisce in pieno il volto di Piscitelli. Pallone che viene messo fuori subito a sincerarsi delle condizioni di Piscitelli. Un gancio al volto di Piscitelli, è sembrato questo calcio d'angolo battuto dai biancorossi. E c'è il time out chiamato da
mister Chiaffarato. Un minuto e 46 secondi ci separano dalla fine di questo intensissimo derby tra Bulldog Capurso e Defender Giovinazzo. Siamo sul 3-3. Abbiamo l'impressione che le emozioni non siano terminate al Livatino di Capurso. Ugas, Perri, pallone deviato da Meuto, rimessa laterale nella metà campo giovinazzese per i biancorossi. Caso di parità per il Bulldog sarebbe il primo segno X stagionale per gli uomini di Chiaffarato. Adesso Piscitelli ripiega in maniera opportuna sull'Amas. Ugas alla battuta, arriva la corrente Perri, pallone con una bella traiettoria ma che non è preciso. Palumbo, Divanei, Piscitelli, Meuto rischia sulla pressione di Lamas, ancora Meuto, bella per Piscitelli e poi Lisco anticipa il capitano del Giovinazzo. Perri riparte, apertura per Lamas, un minuto alla fine del match, ancora Lamas, serie di fitte su Piscitelli, Lamas con l'esterno per Perri, lo attende Meuto, Lamas si gira, chiuso da 3 avversari, Palumbo riparte, contropiede Defender Giovinazzo, lo scarico per Meuto, Meuto! 4-3, Defender Giovinazzo a 41 secondi dalla fine. Mette la freccia ancora una volta il Defender Giovinazzo, avanti 4-3 al Livatino. E Chiaffarato inserisce Mazzei, quinto di movimento, 41 secondi per provare a riacciuffare questa partita da parte della capolista. Perri, Lamas, Perri, ancora per Lamas, Perri, apertura verso Nardacchione, pallone a fondo campo. Non proprio convincente questo quinto di movimento, almeno in questo approccio. La palla termina in rete, ma ovviamente non è gol. 20 secondi ancora da giocare, ultime speranze per il Capurso, ultime sofferenze per il Giovinazzo. Mazzei, Lamas, la palla circola lentamente, Mazzei, Nitti, palla direttamente a fondo campo, 7 secondi di capo, allunga questo pallone che Palumbo non riesce a gestire. Bernardo chiede a Palumbo di rimanere su, poi Lamas lancia il pallone. Ed è finita, anzi no, un secondo
Un secondo ancora da giocare. C'è ancora un secondo da giocare. C'è ancora un secondo da giocare. C'è ancora un secondo da giocare. È finita a Livatino. Il defender Giovinazzo sbanca il campo della capolista imponendosi per 4-3. Una partita davvero bellissima con il Giovinazzo che dopo la vittoria dell'andata replica anche al ritorno superando i biancorossi di Chiafarato. È tutto qui da Livatino, un grazie da parte di Gianluca Valente per averci seguito e un buon proseguimento di serata a tutti voi.